e indici di fiducia. Linea Roma. Grazie Manfroi. In corso a Roma, mentre vi stiamo parlando, la presentazione del primo rapporto sui dati statistici delle attività dei notai. Riguardano la compravendita di beni mobili e immobili, l'erogazione di mutui e le donazioni, nonché le attività delle imprese e delle società. Rilevazioni relative al 2016. Sentiamo allora il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo. Emergono moltissime cose. Credo che la cosa importante da rilevare è il nuovo taglio che noi abbiamo voluto dare a questi dati statistici, che tengono conto ovviamente degli atti stipulati dal notaio e che non vogliono essere soltanto un elenco di numeri freddi, ma vogliono rappresentare uno spaccato della società, far vedere anche che cosa significano i dati che noi abbiamo raccolto dal punto di vista sociale, la valenza che questi dati possono avere sia per i decisori politici, ma anche per qualsiasi cittadino che vuol capire come cammina l'Italia, come si evolve, che cosa c'è. Le posso portare un esempio. Da uno dei dati che noi abbiamo si rileva ad esempio il numero dei mutui che sono stati fatti nel 2016. Da questo numero di mutui si vede che c'è stato un aumento notevole rispetto agli anni precedenti, perché c'è stata un'inversione di tendenza tra le surroghe che venivano fatte e i mutui. L'avere fatto i mutui indubbiamente ha comportato che l'economia si è messa in moto, difatti vedrà anche dall'età dei giovani che attingono ai mutui per costruire la casa, ha rimesso in moto un'economia, e questo leggero miglioramento dell'economia che noi stiamo riscontrando anche nel 2017, nella fine del 2016, indubbiamente nasce da questo elemento. È un elemento rilevante che fa capire tra l'altro che gli immobili abitativi vengono acquistati al 50% quasi dagli uomini e dalle donne, e fa capire che moltissimi giovani attingono proprio i mutui per realizzare la loro casa. E quindi questo è un dato che va segnalato, che se si aprono i cordoni della borsa nei confronti dei giovani e quindi aprendo aperture di credito, l'economia gira e migliora. GR1 Economia e indici di fiducia. Linea Roma. Grazie Manfroi. In corso a Roma, mentre vi stiamo parlando, la presentazione del primo rapporto sui dati statistici delle attività dei notai. Riguardano la compravendita di beni mobili e immobili, l'erogazione di mutui e le donazioni, nonché le attività delle imprese e delle società. Rilevazioni relative al 2016. Sentiamo allora il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo. Emergono moltissime cose. Credo che la cosa importante da rilevare è il nuovo taglio che noi abbiamo voluto dare a questi dati statistici, che tengono conto ovviamente degli atti stipulati dal notaio e che non vogliono essere soltanto un elenco di numeri freddi, ma vogliono rappresentare uno spaccato della società, far vedere anche che cosa significano i dati che noi abbiamo raccolto dal punto di vista sociale, la valenza che questi dati possono avere sia per i decisori politici, ma anche per qualsiasi cittadino che vuol capire come cammina l'Italia, come si evolve, che cosa c'è. Le posso portare un esempio. Da uno dei dati che noi abbiamo si rileva ad esempio il numero dei mutui che sono stati fatti nel 2016. Da questo numero di mutui si vede che c'è stato un aumento notevole rispetto agli anni precedenti, perché c'è stata un'inversione di tendenza tra le surroghe che venivano fatte e i mutui. L'avere fatto i mutui indubbiamente ha comportato che l'economia si è messa in moto, difatti vedrà anche dall'età dei giovani che attingono ai mutui per costruire la casa, ha rimesso in moto un'economia, e questo leggero miglioramento dell'economia che noi stiamo riscontrando anche nel 2017, nella fine del 2016, indubbiamente nasce da questo elemento. È un elemento rilevante che fa capire tra l'altro che gli immobili abitativi vengono acquistati al 50% quasi dagli uomini e dalle donne, e fa capire che moltissimi giovani attingono proprio i mutui per realizzare la loro casa. E quindi questo è un dato che va segnalato, che se si aprono i cordoni della borsa nei confronti dei giovani e quindi aprendo aperture di credito, l'economia gira e migliora. GR1 Economia